per fortuna il torrone non è ancora nel mondo virtuale, il torrone si tocca, si vede, si annusa e si mangia soprattutto. È difficile rimanere fedeli alla tradizione? Non è difficile, basta essere innamorato del proprio lavoro ed essere legato alle proprie origini. Ciao ragazzi, benvenuti a Cremona, la città del torrone, uno dei simboli gastronomici più importanti di questa bellissima città. La storia racconta che tutto è nato all'ombra del Torrazzo, la torre campanaria alta, pensate, più di 112 metri. Siamo nel 1441 e avviene un matrimonio importante tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, i duchi di Milano, e i pasticceri, per onorare, per celebrare questo evento, si inventano un dolce che sarà a base di miele, albume d'uovo e mandorle, soprattutto questi tre ingredienti che poi richiamano anche delle preparazioni molto antiche che affondano le loro radici già nel mondo arabo e poi romano. Sta di fatto che quella è la prima versione del torrone ufficiale e per crearlo si ispirano proprio al Torrazzo perché danno la forma di un parallelepipedo allungato e quello diventa ufficialmente il torrone di Cremona. Quello fu l'imprinting, fu il là che ha dato il via proprio a una produzione tipica di queste città che continua a caratterizzare il mondo produttivo dolciario di Cremona. Quindi adesso andiamo a scoprire che cosa vuol dire produrre il torrone, chi sono i torronieri, chi sono quelli che portano avanti questa tradizione che tra l'altro potete venire qui a gustare alla festa del torrone che si svolge proprio qui, in centro città. Intanto però andiamo a gustare intanto con gli occhi questa prelibatezza. Com'è nata la vostra storia? La nostra storia nasce, diciamo per caso, abbastanza lontano, nel 1928. Il mio bisnonno con i suoi due figli, mio nonno Guido e mio prozio Attilio, erano prima carrettieri, poi degli autotrasportatori qua a Vescovato. Fra l'altro Vescovato è una realtà anomala in provincia di Cremona perché non è agricola, in quanto era un possedimento dei Gonzaga, e da qui è nato naturalmente il discorso del commercio, il giradur vescovatino che girava in bicicletta per tutta l'Alta Italia. E in una campagna agricola di raccolta miele hanno ricevuto in pagamento una caldaia per produrre il torrone e da buoni vescovatini, anziché venderla, hanno cominciato a giocarci e da lì è nata una storia che poi è diventata l'attività principale, specialmente nel dopoguerra, con poi l'arrivo della terza generazione, mio cugino e mio papà, e poi siamo arrivati noi, poi sono arrivati i nostri figli. Quindi siete diventati un po' anche voi il simbolo del torrone di Cremona? Noi siamo, sì, forse i più giovani, anche se abbiamo 100 anni, però innanzitutto siamo la componente artigiana e soprattutto l'azienda è ancora gestita dopo 100 anni dalla famiglia. È una scelta questa, quella di voler rimanere artigiani? È stata una scelta assolutamente sì, nel senso che il mio papà negli anni 60, quando c'è stato da decidere come diventare grandi, ha detto noi siamo artigiani, quindi non ci trasformiamo in una realtà industriale, ma agganciamo altre realtà artigiane. Lui ha iniziato negli anni 60 con i croccanti, poi dopo nel 78 è stato uno dei primi a produrre snack biologici in Italia, poi siamo passati all'alimentazione speciale, le barrette per sportivi, dietetiche e quant'altro, che è una grande componente diciamo, è l'alter ego della Rivoltini Alimentare Dolciaria. Qual è la ricetta del torrone? La vera ricetta del torrone classico è composta da 3 ingredienti: miele, un po' di zucchero e albume d'uovo e mandorle, quindi 4. E il segreto sta nella deumidificazione di tutti questi ingredienti col fine di ottenere una meringa deumidificata, vetrosa, che si sbricioli e non si spacchi, si deve sbriciolare, deve essere friabile. Questa ricetta è quella classica, però voi avete introdotto diverse varianti, o sbaglio? Per destagionalizzare il torrone abbiamo creato un torrone tenero in 70 referenze. Abbiamo studiato la ricetta, abbiamo fatto questa formula per stabilizzare l'impasto del torrone tenero e attivarla con i gusti e le caratteristiche di tutto il territorio italiano. Ad esempio facciamo il torrone alla torta di mele, il torrone al tiramisù, torrone sacher. Ci ha dato la possibilità di far conoscere
tutti i prodotti del territorio italiano nel torrone e farlo conoscere al mondo. Il miele, lo zucchero e l'albume d'uovo sono i tre ingredienti principali del torrone, che vengono cotti per un periodo di tempo molto lungo, si arriva addirittura anche a 11 ore, dopodiché vengono aggiunti gli altri ingredienti chiave, in particolare ovviamente le mandorle, che è l'aggiunta principe, ma non mancano le varianti, come per esempio i pistacchi, le noci oppure le nocciole tostate. Detta così, sebbene siano tanti componenti, può sembrare comunque una produzione standard, ma non è così. Perché per esempio i rivoltini hanno adottato diverse evoluzioni che caratterizzano la loro produzione. Ad esempio le famosissime torte, bellissime da vedere, molto buone anche da mangiare, con delle farciture con diversi gusti, oppure anche l'arricchimento degli impasti con delle essenze speciali, per esempio ai frutti di bosco, così prende quella caratteristica colorazione violacea, oppure i pistacchi, così diventa verde, poi limoni e quant'altro. Quindi qui dentro non più e non solo il torrone classico, così come è nato, quindi con gli ingredienti base più le mandorle, ma anche un'evoluzione di prodotto che è stata comunque una cosa necessaria. È stato un passaggio fondamentale, perché noi che siamo un'azienda artigiana non potevamo più vivere di stagionalità, ma dovevamo ampliare la nostra gamma, ampliare la nostra azienda. Da 13 dipendenti siamo arrivati a 85 e cerchiamo di portare il Made in Italy in tutto il mondo. E tu sei lo chef, quello che fa le ricette? Diciamo lo chef, io da quando sono piccolo che bazzico in questo ambiente, sono cresciuto con l'imprinting prettamente artigianale, con le formule tramandate per generazioni, poi a un certo punto abbiamo cambiato l'artigianato familiare in artigianato tecnologico, collaborando con dei tecnici super in gamba, dove siamo diventati anche amici, e abbiamo bilanciato la tecnologia e le formule per avere un prodotto esteticamente top e anche a livello di gusto fantastico. Deve rappresentare il Made in Italy. Si vive solo di torrone? Si potrebbe vivere anche solo di torrone se si è comunque un'azienda storica. Iniziare adesso una produzione di torrone in un certo modo ha delle problematiche che sono tutte le problematiche che hanno tutti adesso le attività imprenditoriali, con dei costi decisamente elevati, quindi andare a remunerare degli investimenti molto grandi non è semplice, anche perché il mercato del torrone è un mercato, diciamo, abbastanza limitato, è ancora una nicchia e diciamo che è saturo. Entrare come nuovo competitor non è semplice. Come si fa a rimanere competitivi allora? Noi siamo stati competitivi perché abbiamo deciso di fare questa scelta e di essere fuori dal coro, nel senso che noi non abbiamo mai privilegiato la quantità della produzione ma la qualità, quindi noi da una parte continuiamo nella tradizione del torrone classico fatto di mandorle, di miele, di albume d'uovo e di aromi, con il 40% di miele, con una cottura che è un'essiccazione lenta a 12 ore, stampaggio manuale in stampi in legno faggio vaporato, con l'introduzione dell'innovazione, perché l'artigiano è cultore della tradizione ma anche innovatore. D'altronde una tradizione è stata un'innovazione azzeccata tanto tempo fa. Sono nate queste tipologie di prodotti, che sono queste torte che richiamano un po' i gusti del gelato artigianale italiano, e che non sono legate al Natale, quindi non sono dolci da ricorrenza. Fra l'altro il 75% se ne va all'estero, è un dolce di consumo ordinario. Per Cremona il torrone vuol dire economia, vuol dire lavoro, vuol dire turismo, vuol dire mercato, e in effetti su questo territorio esistono delle realtà molto importanti, anche di caratura internazionale, ma esistono anche queste realtà più piccole, in cui c'è un valore importante che le ha viste nascere, che sono nate proprio con questo valore, le ha accompagnate fino ad oggi e continua a caratterizzarle. Ed è un valore che rappresenta un valore aggiunto importante, come sentirete tra poco dalle parole di Massimo. E questo valore, che viaggia di pari passo con l'artigianalità, quasi con un nesso inscindibile, è la famiglia. Però quando arriva questo periodo succede qualcosa, non dico di magico, però di importante per voi, o no? Ma io direi anche magico. Allora, innanzitutto l'inizio della stagione, diciamo da settembre-ottobre, c'è sempre quell'alone, per me almeno, un po' di favola, perché io sono nato nell'azienda, quindi era il periodo in cui arrivavano le persone stagionali, le nostre signore che sono state da noi a lavorare, che hanno mantenuto sulle loro gambe, che era un bambino, per
per 50-60 anni e c'è questa grande corsa verso il Natale che si conclude generalmente il giorno dell'antevigilia e c'è ancora tutto questo spirito, anche se ormai il torrone si produce tutto l'anno, però poi abbiamo la festa del torrone a Cremona, è un evento che ha superato i confini addirittura nazionali e che muove circa 400.000 persone, quindi noi in questo periodo siamo come formiche, nel senso che l'azienda non si ferma mai e c'è un brulicare molto positivo, fra l'altro, bello vedere la gente che lavora così, per me è un po' rivivere i miei tempi dell'infanzia, anche di quando c'erano mio papà e i miei nonni. E cosa si sentirebbe di dire al papà e ai nonni? Beh, io al mio padre devo innanzitutto, io ho un debito di riconoscenza che è difficilmente esauribile in una vita, perché mio papà è una persona che aveva una visione veramente avanti, molto avanti. E poi perché ha deciso di rimettersi in gioco quando lui poteva fermarsi, di rimano tutto a noi, e però devo dire da una parte a mio padre che bene o male la sfida l'abbiamo vinta e penso orgoglioso di quello che abbiamo fatto, spero. Cos'è per lei il torrone? Il torrone è una ragione di vita. Allora, qualcuno dice il torrone, io ho la famiglia che è importantissima, poi le aziende come le nostre che sono di tradizione familiare, la famiglia è fondamentale, anche perché tutto quello che è successo nell'azienda in questi 100 anni è comunque la storia di una famiglia, tutto quello che è successo nel bene e nel male è la storia di una famiglia. E la famiglia tuttora è fondamentale. E la famiglia è quella che anche sopporta il fatto che questo lavoro è un lavoro abbastanza totalizzante, quindi le nostre assenze, i nostri silenzi, eventualmente i nostri momenti un po' così, la famiglia sa, perché ha vissuto da sempre, che è componente del nostro essere. E poi chi è più fortunato di me? Fare il torrone a Cremona da 100 anni e portare avanti la memoria della mia famiglia, far memoria di persone che non ci sono più da tantissimi anni ma che sono ancora presenti, penso che sia un grosso privilegio. Mio padre io gli ho promesso che avrei portato avanti la sua mentalità negli anni, modernizzando le ricette, e in più lo ringrazierò per sempre perché ha avuto fiducia a passare il testimone e adattarsi a quelle che sono le richieste del mercato ai giorni nostri. Ti senti di dirgli grazie, insomma? Certo, sicuramente, mio padre resterà sempre il mio idolo. Ci vediamo alla festa? Ma assolutamente sì, sarà come al solito un bagno di folla esagerato, noi avremo gente contenta, gente felice, bella gente, e poi abbiamo 300 eventi e soprattutto, per fortuna, il torrone non è ancora nel mondo virtuale, il torrone si tocca, si vede, si annusa e si mangia soprattutto.